La tradizionale sfilata dei carri allegorici ha concluso in festa il Carnevale 2017 di Treviso. Nonostante un cielo plumbeo, la kermesse è andata in scena regolarmente. Con la direzione artistica di Carlo Bagliana, 20 carri hanno sfilato per il collaudato itinerario da Piazzale Burchiellati fino a Piazza dei Signori, accompagnati da musiche e coreografie. Tra i soggetti delle animazioni, assai gettonati i personaggi di fumetti e cartoni animati, ma anche il Medioevo, le api, gli zombie, l'horror. A vincere il concorso per il miglior carro allegorico però sono i pirati di Barbanera creati dall'allegra compagnia di Porcellengo di Paese. Il meteo non favorevolissimo ha forse limitato le presenze di pubblico. Secondo la polizia locale comunque in città si sono toccate le 20.000 presenze. Ad aprire il corteo il sindaco Giovanni Manildo e soprattutto il carro speciale realizzato dagli allievi della scuola elementare Carducci, dai ragazzi diversamente abili della cooperativa Solidarietà e dagli anziani dell'ISRA. Altra novità di questa edizione, il concorso per la più bella vetrina a sfondo carnevalesco. Secondo la giuria è quella del caffè Piazza Pola.